Sesta corsa, premio Ippogrifo KS, è una reclamare per cavalli di 4 anni, sono 10 al via, 1 Ape San, Marco Stefani, 2 Alvin dei Daltri, Maurizio Cheli, 3 Aurora Chi, Salvatore Mattera, 4 Aerobic B, Massimo Barbini, 5 Annabella, Alessandro Gocciadoro, 6 Almaral, Roberto Andreghetti. Seconda fila 7 Amalfi dei Greppi, Antonio Greppi, 8 Aspramare Ama, Salvatore Valentino, 9 Aspirinetta Oil, Emanuele Ossani, 10 Atos dei Greppi, Antonio Di Nardo. Rinuncia al lancio Almaral. Stacco della macchina, veloce, Ape San lungo la corda con di fuori Alvin dei Daltri. Poi a largo anche Aerobic B e Annabelle fanno partenza. Passa Alvin dei Daltri sulla curva davanti ad Ape San. Poi vediamo di fuori Aerobic B con Massimo Barbini, mentre Annabelle è lì che staziona al largo di Aurora Chi, 200 metri in 14,2, con in vantaggio sempre l'allievo di Maurizio Cheli. Ora viene cattivo Aerobic B e passa il comando ai 400, quindi Aerobic B, nuovo battistrada, la femmina, la figlia di Equinox B con Massimo Barbini, dopo un 28,2 con spesa, è in vantaggio. Terza la corda Ape San a precedere Amalfi dei Greppi. Poi vediamo lungo la corda Aspramare Ama, intanto 600 in 43,3 addirittura. Con in vantaggio Aerobic B davanti Alvin dei Daltri, Ape San. Annabelle ora cerca di avanzare al largo. Poi Amalfi dei Greppi lungo la corda davanti a Aspramare Ama, 15,2 qui davanti alle tribune. Viene fuori un primo giro in 58,5, sempre con in vantaggio Aerobic B. Annabelle ora avvicina i primi, ormai è tra Alvin dei Daltri e Ape San, ma non riesce ancora a avvicinare la battistrada, anzi viene comandata vistosamente da Alessandro Gocciadoro. Chilometri in 1,14,1, ritmo tagliagambe, in difficoltà Annabelle all'esterno, prova a spostare all'esterno Atos dei Greppi. Tanto Annabelle cerca di riorganizzarsi, ma mantiene buona andatura Aerobic B. Percorre 15,4 a retta di là, 1,29,5 e 3/4 di miglio con Alvin dei Daltri sempre seconda alla corda davanti ad Ape San, che ora sul cedimento di Annabella alla destra libera. Poco più di 200 metri alla conclusione, sempre in vantaggio la figlia di Equinox B, che ha ancora un paio di lucchette di vantaggio da Alvin dei Daltri. Retta d'arrivo Aerobic B ancora in vantaggio su Alvin dei Daltri, poi Ape San a largo di tutti Atos dei Greppi, ma il palo è vicino e Aerobic B viene a vincere davanti ad Ape San, al terzo Atos dei Greppi davanti ad Alvin dei Daltri. 1,15 secco la media al chilometro per l'allieva di Massimo Barbini, che viene a vincere in percorso di testa, i colori della scuderia Mistero, il training dello stesso Massimo Barbini. In percorso di testa la figlia di Equinox B viene a vincere meritatamente, la rivediamo. Buon secondo Ape San, che ha trovato la destra libera ai 300 finali davanti a Atos dei Greppi e Alvi dei Daltri. La quota per Aerobic B 7,70.